stava un pasturetto che non si rimina, pasciva l'uso greggi e si dietro cammina, ma quando s'aggira un poco sospira, l'ubetto qua giuvitti e san ginocchia, miracolo bagnao, lu pastoretto a mollo, all'acqua ra sorgente s'annamorò, lu qua giura maronna, lu cuore ci colpiu, saluta tutto mondo Santa Maria, e poco un sorriso con l'occhio s'addolciu, l'ubetto pastoretto s'arriposò, e quando s'assettò lo cuore s'allietò, lo vento sospirò e s'incantò, miracolo bagnò, lo pastoretto a mollo, all'acqua ra sorgente s'annamorò, lu qua giura maronna, lu cuore ci colpiu, saluta tutto mondo Santa Maria. E lì, fa sempre in ritardo sia. Ora! Specciammene che c'è fame. Sempre fame hai! Muoamene a ballare. Mi racca Maria. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camminasti di torno. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, Santa Maria, tu resti di cuore. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore camminasti di torno. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, l'amore che mi dà lo torno. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno, l'amore che mirasti di torno. Sciuri, sciuri, sciuri di tutto l'anno. Maria! Maria! Tu resti di A un sunicaro, su mangiare è quasi pronto. Mamma, stanno arrivando! Ma a voi si è sempre sclerata, eh? Sì, io sono sclerata, ma voi la testa non la vedi. Sti piccirini su la scuola, cabricichetta. Non ci pensate preoccupazione a quello che può succedere. Meglio che non paro, Francesco. Ma finiscela questa camorria. Se qua non ce la diamo tutte, moriamo tutte dalla fame. Che ognuno di noi ci fa la nostra parte. E voi siete sempre capunge. Ma quale fame è fame? Voi sono una canoscita fame. Ma basta! Ma vogliamo venire con questo bordello? Ma vostri cavoli vostri mai vi facete?
Tu stai muta e non ti bascari. Donna Carmela, Cui è? Rosalia Sugno, urtai latte e cauro cauro. Brava, mettilo in gioco che per ora sono occupata, poi dopo lo pago. Va bene, lo stai usando qua, non si preoccupasse. Ciao zio, ciao zio. Peggio zio. Ah, vita mia, Siri. Mi devi a mangiare. Luigino. Zio. Ciao papi. Dopo a fare un ciocchio per me. Va bene, zio. Vai, va. Ciao pa. Ciao. Ciao nonna. Oh, nonna, vedi da nonna, un dato stato, ah? In giro, e che hai fatto? Ah? Niente, Tu ne hai studiato, sì o no? No. E tu? E tu? No. No. Ah, Nonna, avevo fame. Che ah sì, bravo, pasta con sugo. Buona! Aspettatevi a tavola che arriva, forza! Saluta tutto il mondo, Santa Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon appetito. Luigino, vieni con me che ti è parato. Va bene, zio. A portare sta farina a Don Ciccio Calà. Va bene, zio. Ora. Portava farina a Pozzo Ciccio. Che stiamo figli di Raval? Io sogno figli di Ravalle. Aspetta qua. Don Ciccio, o figlio di Raval portava la farina. Fallo trasa. Strasa, piccerino. Leva il cappello. Va bene.
Forse Ciccio, forse 5 kg di farina. 5 kg. 5 kg, 5 kg. Ora vediamo. Ma chi sti? Un solo 5 kg. Lui ti pigliava per fissa mia! Ma non stai ridendo, Anecca! State fermo! State fermo! Che? State fermo! Non so 5 kg! Fra studento! Ma che? Amore, non esce fuori! Amore! Magari vicino tu, a Nicorna! 5 kg! Che è successo? Perché Ha piangi? fatto cadere un po' di farina e la zia Ciccio mi ha detto uno schiaffo e manca i soldi mi ha dato. Gran pezzo di fiducia. Uomo d'onore di merda. Picchiare silla con una creatura. Ora vai giù e vediamo che succede. Tony, vieni a casa! Così non Vieni c'è a cazzo! casa, vieni a casa, disse mia famiglia, che non conosce e te vuoi, vieni a casa! Addio, viglietto frate, sei impustisce tu! No! No! Ti disse, vieni a casa! No! Ma perché non mettete ste guai? Perché mi mettete sti guai pure a sti vicinini? Perché? Perché tu hai tu facci da frate? Perché mi mettete ste guai pure i vicinini? Perché? Sia Ciccio cara! Ne siete! Sia Ciccio! Ne siete! Ne siete! Che sogno! Ne siete! Sia Ciccio! Ne siete! Sia Ciccio cara! Ne siete! Ciccio cara! Che sogno! Oh, Raval, ma chi è che vuoi? Voglio parlare con questo Ciccio Cara, no con te, ci ho piegato. Dai, cammina, Raval, cammina! Ma che è che fa tutto sto schifio? State calmo, che volete, Tonino? Avete schiaffeggiato un ragazzino di 9 anni. Non ve la potevate prendere con me, miserabile. Oh, cercaste da minchia, così. Miserabile io, che ti hai sfamato a te e tutta la tua razza. Che me ne sta a pigliare po' culo fino a entrare alla mia casa, cercando di vendermi 4 kg di farina come se fossero 5. Non poteva passare liscia. E voi ve la pigliate con un ragazzino. Non potevate venire da me, uomo di rispetto di 4 soldi. Morto di fame, morto che cammina. Andiamo Nenno. Prego, Don Ciccio.
Tao! 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 Che vuoi, Francesco? Non è stato stanotte? Come è stato tutti mezzi pensieri? C'è sa la mamma, sa? Non abbiamo dormito nudo! Che ci sta facendo ciccio calato? Fate quello che andavo a fare! Sta picchiando con piccerino! Uomo di merda! Ma ti facciamo chiaro, va! Tao! Non sei guai, nemici. Non sei guai. Prego, Don Ciccio. Che volete? Che ci facete qua? Ve la siete presa con un piccerino di 9 anni? Ma non vi affrontate! Picchiatevela con mia! Che te pensare? Che passato l'escia? Sei venuto fino in da casa mia a pigliarmi po' culo! Io sogno un uomo di rispetto. Ricordatelo! Fedoso! Ah! Caga, sei
Io sogno un uomo di rispetto. Chiamo Nenno. Prego, Don Ciccio. Figlio
successo? I miei figli non si tolgono. Salve. Buongiorno signora, cos'è successo? Dottore, mi ammazzarono, i miei figli. Mi ammazzarono, dottore. Signora Carmela, stai tranquillo, ci sono qua io. Signora Carmela, la pressione è buona. Grazie. Un attimino che continua a visitarmi. Grazie. Signora, purtroppo ci sono le fratture costali. Deve andare in ospedale e deve denunciare l'accaduto. Dottore, nessuno deve sapere niente. Va bene, signora. Ci penso io. Ora le faccio un antidolorifico e le prescrivo dei farmaci. Va bene, dottore. A posto, signore. Abbiamo fatto l'antidolorifico. Ora le prescrivo dei farmaci che deve prendere.
Sì, dottore, sì. Dottore, una puntura, ora stai meglio, cara. Ora stai meglio. Ora fai effetto a puntura, stai meglio. Signora Carmela, ora vi prescrivo dei farmaci, visto che Grazie, lei lo vuole dottore, tenere a grazie. casa. Grazie. Ora ti prometti, ti stai meglio. Dici un sedativo, ora ti passo dolore. Ora ti passo. Signora Carmela, qua ci sono i farmaci di cui ha bisogno suo figlio. Grazie, dottore, grazie. Grazie. Mi raccomando, signore, riposo assoluto. Signora Carmela, la salute. Grazie. Stia tranquilla, signora Carmela. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. France! Tony! Oddio, ci gioca là. Stai tranquillo. Come sta? Sta riposando. Il dottore ci dice una puntura e ci ha detto un calmante. Sta riposando. Sta riposando. Ma frata, testa dura, ciao. Ma zio Ciccio non si va permettere nemmeno di sfiorarlo. Noi siamo una famiglia, umana e povera, ma abbiamo magari la dignità. Figlio mio, non voglio vendetta. Promettemelo, 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 promettemelo. State tranquillo, vi prometto, state tranquillo.
Amore! Signora Raval, ma cosa ci fa qua? Devo parlare con suo Ciccio. Ma avevate un appuntamento? No, ma se non vi fate parlare, vi Vabbè. fate parlare. Aspettate un attimo, non vi muovete qua, eh? Muovete! Don Ciccio, c'è la signora Ravalli che vuole parlare con voi. Che sta matta? Fammi entrare. Prego, signora Ravalli. Grazie. Buonasera signora. Buonasera, don Ciccio. Prego, accomodatevi. Se permettete preferisco stare all'impiedi. Come volete. Vi posso offrire qualcosa? No, la ringrazio. Posso farvi vedere qualcosa? Certo. Don Ciccio! Quello che è successo non deve succedere più. Che cazzo state facendo? Se no, quanto è vero Dio, per sciacci i cugiuni che vi faccio un cugliare. A mia famiglia non si tocca. Allora, se mi volete ammazzare, ammazzatemi pure. Signora, ma cosa vi viene in testa? Venire qua armati a casa nostra! Ma se ne va! Coglione! E la gente non la controlli nemmeno! Ma che cazzo te vengo a fare io? Che cazzo te vengo a fare? Quell'altro. Stronza! Cosa non credo? Madre, ah mamma, un ne. Non lo saccio, anche io la stavo cercando. E i picciriddi, un ne so. Come dove sono? A scuola. Tu, Francesco, mamma monna, no, non faccio. Vieni fuori. tu come ti senti? Meglio, meglio. Madre, da domani Luigino non ci deve andare più a scuola. Ma che dici? Devi andare. Usa che gli chiama a finire mi sta stento.
e ne andiamo a piccare la panza vacante. Non avevamo niente di mangiato. A me la scuola non mi interessa e Luigina ha cominciato a faticare, come tutto l'altro, a aiutare la famiglia. Stiamo parlando di un bambino di 9 anni. Le vuoi togliere la possibilità di avere un futuro? No, il figlio mio a studiare. E aveva ragione Maria. Un piccirillo aveva continuare a studiare. Stiamo a fare sacrifici, li facciamo neanche. Ma, c'è stato che stiamo facendo? Ma che stiamo a fare? Potessi parlare con Zucci Ciucalà e vediamo se mi trova oggi fatica. No! Meglio morte da fame che dannati. Te le scordare o Zucci Ciucalà. La farina, un raccolto, che mi a fare? Troveremo un'altra strada. Abbiate fede. Ho sentito tutto. Ma a un stato. A un stato, ma! A voce! Non mi interessa. Tu, vatti a cuccare, che ancora non scappo. Ciao, sembra la testa dura, Anto? Perché ne esiste? Sembra dura la testa. Ma, siete stati a casa di Zucci Ciucalà, vero? Rispondete. Rispondete! Quindi stamattina spieghiamo una nuova lezione, e cioè la divisione. Allora bambini, scriviamo il numero della divisione: 23.743 diviso 4. Allora, questo numero 23.743 si chiama dividendo, il 4 si chiama divisore. Sappiamo che il divisore deve essere sempre minore del dividendo. In questo caso cosa prendiamo? Il 2 o il 23? Mettiamo un cappellino nel 23. Ok? Avanti! Buongiorno Luigino, è questa l'ora di venire a scuola? Sempre il solito, i tuoi compagni dalle 8:30 che sono qua. Dammi la mano!
Ai 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 ai. Ai 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 ai. Oh Luigi, ti muovi! Forza che non mi spregiate! Ti muovi! Allora bambini, oggi facciamo la moltiplicazione. La vostra compagnetta Chloe è alla lavagna che la farà per voi e per tutti noi. Bene. Avanti. Buongiorno. Buongiorno Luigino. Luigino, oggi la lezione tu la darai a me, non io a te. Abbracciami. Io non faccio no, io sto facendo io. Tu c'ho mandato io. Io caprone, io. Vedete zio, facetemi passare. Basta, zio. Grazie. Dammi una mano. Vai, vai. No. Io. Sei. Io. Va bene. Io. Ancora a dorme, France? Mamma. Mamma.
Niscete fuori tutti! E hai una bella notizia! Oh, ma, vedo, nessuno. Ciao. Francesco, piglia due sacchi di farina e mettilo qua. Tema. Ok. Ho trovato chi compra la nostra farina. Don Salvuccio Di Mauro. Ossia Benedica e Don Salvuccio. E benvenuto nella nostra famiglia. Anche belle arance ci sono. Portatemi a te. Andiamo, Don Salvuccio. Portate un panaro. Caruso, portate un panaro, dai, forza! Portate un panaro. Don Salvuccio, è qua lei. Ha una condizione. Qual è sta condizione? Sto piccinino deve andare a scuola. Non deve più faticare. Oh, ma che su sti facci? Oggi è un giorno di festa, ci vuole allegria, dobbiamo festeggiare. Maria, picchia vino, vino per tutti. Caruso, andate a giocare, forza, forza. Tonino, fa aspettare a Don Salvo. Don Salvo, permettete che vi accompagni. Aiuta Maria, vai. Accomodatevi, Don Salvo. Maria, verso il vino, dai. Dai, prendiamo. Prima Don Salvo, prima Don Salvo. Don Salvo, ossia te. Caruso, in Caruso. Grazie, mamma. Ma- Grazie. A salute, Don Salvo. Grazie, A salute. Grazie, Don A Salvo. salute, Maria. Caruso, questo è un giorno speciale. Grazie a Don Salvuccio per aver acquistato sta farina. Un brindisi. A salute. A salute. A salute. Pesante Mariotte, lo sparro e l'odio, ma non posso stare tanto tempo lontano dalla scania, perché mi metto sempre a sospirare, quello l'amico della casa mia.
Intanto me ne voleva dispesare, piedi in cerca di una nuova via, ma in già lo cuore non si può stutare lo fuoco grande della nostalgia. Come un accedo sdato e correntino, l'uso partì, ma venne disperato, che sdorroposo fu lume cammino. E trovai a me maca chianciva per il mio destino, e il mio cuore resta canchiuvato a Santa Maria.